Ok, ciao carissimi, stiamo qua novamente per camminare su questi studi che stiamo facendo ogni settimana e questo periodo è il senso di incoraggiare uno agli altri. Eu non so cosa ti viene in mente nel senso di incoraggiare. Quando tu cominci a pensare em uma pessoa que está passando por um momento difficile ou uma pessoa que é sbagliato, o senso di incoraggiare. Tante volte nella nostra vita vediamo le persone che ascoltano delle canzoni, faccio delle meditazioni, quelle meditazioni di cercare una crescita, un positivismo dentro di noi per un incoraggiamento. E noi criamo tante volte nella nostra vita quella illusione di una famiglia dove c'è il senso di incoraggiare gli uni agli altri. E oggi vogliamo vedere che questa fantasia di una canzone, di una meditazione di autoaiuto, oppure di quella famiglia di una illusione, tante volte non succede. Ma possiamo vedere che Dio vuole che questo succeda. Vediamo, apri la tua Bibbia, Efesini 2,19. Oggi possiamo leggere un po' qua, qualche testo biblico. Efesini 2,19. Perché questo brano ci insegna un principio molto bello. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ossia, quando abbiamo parlato all'inizio, c'è una canzone, c'è una meditazione, c'è un studio di autoaiuto. C'è un sogno di creare una famiglia che sia un fortificare, incoraggiare uno agli altri. Ma quando tu percepisci, questo non succede. Era una fantasia. Ma Dio desidera che noi possiamo vivere questo nella famiglia di Dio. Tu já hai visto tanti filmi sicuramente, no? Sulla TV, cinema. E è interessante quando finisce, sembra che loro hanno vissuto contenti e felici per sempre. Il problema è che il film finisce lì, tu non conosci l'altra storia. E tante volte questa illusione di una famiglia perfetta non esiste. Ma dentro della comunità, dentro della famiglia di Dio, è la sfida che noi possiamo inserire. Perciò questo principio di che noi stiamo dentro di una sola famiglia è il senso di incoraggiare i miei fratelli e le mie sorelle che sono intorno a me. Prima Tessalonicesi 5,11. Prima Tessalonicesi 5,11. Dice così: perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fatti. Che cosa dice questo versetto? Quando tu cominci a meditare in questo versetto, prima Tessalonicesi 5,11, cosa afferma? Consolatevi a vicenda, mutuamente. Edificatevi gli uni agli altri. C'è un senso di un consolo, c'è un senso di una crescita. C'è un senso di incoraggiare nel consolo, c'è un senso di incoraggiare nella crescita. La vita di un cristiano è quello che Dio ci insegna, che noi viviamo dentro di una famiglia dove il senso di camminare insieme è edificare, è consolare uno agli altri, è il senso di incoraggiare a una crescita di vita. Perciò che quando leggiamo i testi biblici, vediamo l'obiettivo di Dio qual è? È che i suoi figli possano avere sempre un entusiasmo, un desiderio, una crescita. Perché loro dentro di una famiglia, dentro di una comunità, sentono un appoggio e un incoraggiamento. E è questo senso che noi dobbiamo camminare, di incoraggiare uno agli altri, consolando, edificando e fare com que l'altra persona possa sentir-se sempre su. E è questo modo. Perciò, e tante volte la tua domanda è questa, ma perché non succede nella Chiesa di Dio?
Perché la Chiesa che Dio sogna non succede? Tu já hai percepito questo? Che tante volte nella Chiesa è un luogo dove questo incoraggiamento non esiste. Tu já hai percepito che questo incoraggiamento, quando tu sbaglia e tu hai bisogno di una parola di appoggio, non succede? Dio desidera, ma non succede. Perché dentro della Chiesa c'è un contesto molto interessante. Noi siamo peccatori. Tutti noi siamo dei uomini che peccano, che sbagliano e vivono ancora pensando in se stesso. Perciò che il testo qua che abbiamo letto è o consolate-vi a vicenda, um negli altri, è che noi non siamo più stranieri, noi siamo della famiglia di Dio. Se questa parte non entra nella mia testa, io continuo a essere questo uomo peccatore che comincia a manifestare i desideri del peccato dentro della comunità. Quando non esiste um incoraggiamento da parte mia, è perché sto pensando in me. Incoraggiare negli altri è quando io guardo le persone, la loro sofferenza, il loro sbaglio, il loro dolore, e io sono presente per consolare, io sono presente per edificare, io sono presente per fare con che quella persona possa crescere, ossia incoraggiare quella persona. Perciò o quanto è prezioso percepire che quando abbiamo una casa, una famiglia molto ben strutturata, ci sono delle regole. Una famiglia che non c'è una struttura, non ci sono delle regole. L'orario da mangiare insieme, l'orario da dormire, l'orario di silenzio, di riposo, o giorno per una uscita, o giorno di stare in casa. Ossia, ci sono delle regole in una famiglia strutturata. Nella Chiesa strutturata ci sono delle regole che devono funzionare. Altrimenti una famiglia che non ha una struttura soffre. Una Chiesa che non ha una struttura soffre. Crolla la famiglia, crolla la Chiesa. Perciò la regola che Dio ha inserito dentro di una Chiesa è che io non devo pensare a me stesso, ma pensare nelle persone che stanno dentro qua, vicino a me. E è questo svuotare da me stesso per incentivare e di incoraggiare gli altri, è questa regola che Dio ha donato a noi. È un regalo di Dio. Perciò che noi dobbiamo vivere questa esortazione di Dio di modo molto chiaro e preciso, di edificare, di consolare, di incoraggiare gli uni agli altri. E questo processo è meraviglioso perché questo incoraggiamento mi fa che io che faccio questo, io che cresco. Perché sono io a cercare una sorgente nella mia vita in modo che io possa incoraggiare gli altri. Quante volte tu ti sei sentito un po', come posso dirti, vuoto di te stesso, incapace, che tu ti sei sentito incompetente di fare qualcosa. Proprio adesso Márcio stava sistemando una camera e lui mi ha detto: pastore, questa camera non va, devo cambiare perché io devo avere un po' di tempo. Così lui ha messo l'altra camera e lui ha inserito, perché lui è stato competente a fare una valutazione di una camera all'altra. Questo che è successo proprio adesso con o Márcio che sta facendo questa registrazione. Perciò la nostra mancanza di competenza, noi dobbiamo cercare una informazione e con questa nuova informazione o vecchia informazione che già abbiamo, io comincio a manifestare. Lui ha fatto un piccolo esempio di 2 camere per registrare questo studio. Ma tante volte nella nostra vita, quando io vedo un problema nella vita degli altri e che io non riesco a soluzionare, io devo cercare una nuova informazione per incoraggiare quella vita. Io devo informarmi, conoscere, ma avere dentro di me un desiderio di incoraggiare gli altri. Umanamente, quando tu vedi una persona che sbaglia, qual è la prima cosa che tu fai? Problema suo. Lascia. Problema suo. Hai sbagliato. Lascia.
dentro della famiglia di Dio la regola ha sbagliato, io cerco di vedere come aiutare questa persona. È in questo modo che c'è la crescita, l'edificazione, è questo modo che la Chiesa cresce uno con gli altri. E questo che è prezioso. Perciò vorrei leggere qua una frase molto preziosa che ho visto. Le parole di incoraggiamento non bastano. La parola deve essere seguita di atteggiamenti di incoraggiamento. Perciò non basta vivere solo con le parole, devo vivere anche con gli atteggiamenti, con azioni. Perciò noi dobbiamo camminare in questo studio oggi basato su questi due principi: le parole di incoraggiamento, ma anche azioni di incoraggiamento. Sono due cose che devo camminare simultaneamente, parallelamente, oppure attaccate. Io incoraggio con le parole, io posso incoraggiare anche con le azioni, ma insieme. Io incoraggio con le parole e anche con le azioni. Perciò dobbiamo essere presenti. Leggiamo Efesini capitolo 4, versetto 22 fino al versetto 24. Efesini 4, dal versetto 22 e 24. Efesini dopo Galati. Ok, avete trovato? Efesini 4, 22 fino a 24. Dice così: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima spogliarvi dal vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò questo incoraggiamento con le parole, è questa prima parte, questo incoraggiamento con le parole, Paolo stava dicendo che io prima devo spogliarmi, togliere di me le cose che non appartengono più a una persona che vive nella famiglia di Dio o una persona che è convertita. Chi deve fare questo? Sono io. Per cominciare a avere un linguaggio che Dio desidera, le parole che Dio desidera, io devo prima togliere di me tutto quello che è del vecchio uomo, del vecchio Caio, e adesso eu comincio a rivestirmi di qualcosa nuovo. Stiamo in un periodo invernale e quando noi togliamo qualche veste, subito devo prendere l'altra calda, perché altrimenti io subisco freddo e soffro. La vita cristiana è così. Io mi converto, ma sono io a abbandonare il vecchio uomo. E allo stesso tempo che io tolgo, eu já devo inserire qualcosa insieme. Eu tolgo questo maglione, ma já devo inserire qualche giacca ou qualche maglione novo. Perché o vecchio uomo, o vecchio Caio, io che devo fare morire. E quando Paulo stava parlando in Galati e Efesini 4, questo capitolo è meraviglioso. Dopo leggete, per favore, in questo studio potete leggere Efesini 4 in modo completo perché è prezioso della trasformazione di una nuova vita. Efesini 4, 29 dice così: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. E è di qua che eu vorrei parlare oggi in questo senso delle parole che incoraggiano le persone. Ci sono 4 princípios qua. E Paulo stava dicendo: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Incoraggiare gli altri, io devo usare le parole giuste. Incoraggiare uno agli altri, io devo usare le parole che sono giuste. La parola cattiva è una parola brutta, è una parola che ha un senso di non molto bella, non propria per un nuovo uomo. La parola cattiva è una parola inquinata che non fa bene a chi parla e non fa bene a chi l'ascolta. Perciò il primo principio per incoraggiare gli altri
eu devo trattenere la mia boca de não usar uma parola que possa inquinare a me que parlo e não inquinare l'altra persona che ascolta. Perciò invece di usare una parola che inquina, che contamina, che contagia negativamente, che distrugge, incoraggiare una agli altri e usare le parole che possono edificare le altre persone. Perciò la prima cosa giusta a fare, parole giuste. Secondo punto di questa frase è un modo giusto di parlare. Non basta usare la parola giusta. Eu devo avere un modo giusto di parlare. Eu posso usare una frase bella per edificare, per incoraggiare una che sbaglia, ma il mio modo di parlare anche deve essere un po' dolce. Da tanto tempo eu sempre uso una battuta, no? Avere a casa un miele fa bene. E usare un cucchiaino di miele prima di parlare con una persona che ti ha offeso fa molto bene. Perché noi dobbiamo addolcire la nostra bocca per parlare. Incoraggiare gli altri che stanno soffrendo o quando hanno fatto una cosa non bella è parlare le parole giuste ma in modo giusto. Addolcire la bocca. Che il nostro parlare possa essere gradito a Dio e anche alla persona che ascolta. Perciò una parola buona, una parola che possa produrre una trasformazione, che uscirà dalla nostra bocca, ma se uscirà con un po' di miele, sarà molto più dolce. Primo punto, una parola giusta. Secondo punto, il modo giusto di parlare. Terzo punto, il momento giusto. Tu já visto uma pessoa arrabbiata? Que sbaglia arrabbiata? E tu cerca di aiutare quella persona e quella persona ti guarda e dice basta, non voglio neanche sentirti. Ci sono momenti giusti. Perciò è molto importante vedere la persona che si raffredda, che si accalma e adesso io posso usare una parola di incoraggiamento. Parole giuste, modo giusto e il momento giusto. Eu devo chiedere a Dio saggezza di vedere il momento giusto di parlare a quella persona. Ci sono tante volte che tu vedi che la persona non sta facendo le cose giuste, ma io devo incoraggiare, non distruggere. Ma devo vedere il momento. È pronto? Io parlo. Con la miele in bocca e con le parole giuste. E dopo l'ultimo punto di questo modo di parlare è la ragione giusta. Ossia, io devo trasmettere grazia. Perciò che Paolo dice così: ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Ossia, la ragione di parlare questa persona è trasmettere la grazia di Dio. La grazia di Dio che ci dà la motivazione di istruire e edificare le persone. Perciò la ragione giusta è trasmettere la grazia di Dio. E è questo amore e grazia di Dio che trasforma. Perciò, nel momento che tu vedi una persona che ha bisogno di un incoraggiamento, di essere fortificata, che ha bisogno di un appoggio, le parole giuste, il modo giusto, il momento giusto e la ragione giusta. Che questa ragione è la grazia di Dio. Ok? Tranquillo fino a qua? Qualche dubbio? Andiamo all'ultimo punto, che sono le parole, ma ci sono le azioni. Io vorrei leggere qua Romani capitolo 5, perché la vita cristiana non è solo le parole. Io devo agire. Tante volte io ti amo. Se non ci sono azioni, non serve a niente. Così, io starò con te, ma se tu non sei con lei, io pregherò per te, ma se tu non preghi, una persona chiede un sostegno economico, tu vedi là, porta qualcosa da mangiare, deve avere azioni. Perciò Romani 5, 6, 8 è la base dell'azione delle persone che è l'amore di Dio. Romani 5, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8. Romani, subito dopo Atti, dice così: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona
qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dimostrazione chiara di amore, azione. Perciò aqui noi possiamo trovare dei punti importanti nel senso dell'amore. Sono 4 punti importanti. O primo, amore è attivo e è visibile. Perciò incoraggiare le persone è dimostrare o atto che sia presente, attivo, ma deve essere visibile alla persona. La persona deve percepire che è amata e deve percepire che questo atto di incoraggiamento succede tramite te. Dio dimostra questo, il suo proprio amore, che Cristo è venuto qua per noi. Dio dimostra, ci fa vedere questo. E è quanto prezioso vedere che questa azione visibile di Dio, attiva di Dio, arriva a noi. Perciò un sacrificio di Cristo è per noi incoraggiare gli altri e amare gli altri a modo attivo, presente e dimostra in modo visibile. La persona deve vedere con i propri occhi le tue azioni attive verso di lei. Secondo punto está in questo versetto che l'amore è intenzionale e specifico. L'amore di Dio che apre questa strada per noi ha intenzione di fare questo. Perciò incoraggiare, io devo manifestare in modo visibile, attivo, ma con intenzione di aiutare quella persona in modo specifico in quella area. Perciò è intenzionale e è specifico. Il popolo di Dio non pratica le cose aleatorie, le cose senza un obiettivo. Noi dobbiamo camminare in modo molto chiaro e obiettivo e specifico in quella azione. Perciò noi dobbiamo avere degli atti intenzionali di amore che possa trasformare quella persona in questo modo di incoraggiare. Perciò la mia azione deve essere specifica in quella persona, con quella storia, e deve essere in modo intenzionale, non è alla caso, c'è una intenzione, perché Dio ci ha insegnato questo. Perciò l'amore è attivo e visibile, l'amore è intenzionale e specifico, o incoraggiamento, e adesso numero 3, l'amore è sacrificiale e non è merito della persona. Tu mi dirai, sai pastore, incoraggiare in modo sacrificiale, no? La persona deve percepire che c'è un sacrificio in questa storia. Sacrificio non sto dicendo che tu devi andare alla croce come Cristo ha fatto per noi, ma il tuo tempo, sono le risorse, sono delle priorità che tu devi dimostrare che tu stai lasciando indietro per l'altra persona. Perciò incoraggiare è anche un modo sacrificio mio verso quella persona, perché l'amore è così. E questo modo sacrificiale io devo anche essere conscio che quella persona non merita. Quella persona non merita. Perché Dio mi ha insegnato questo. L'amore di Dio io non merito. L'amore di Dio è un sacrificio per me che io non merito. Incoraggiare le persone dimostrando con atti di amore è fare qualcosa, un sforzo mio per quella persona che non merita. E è questo modo che viviamo nella famiglia di Dio. È questo incoraggiamento. È in questo modo che dimostriamo l'amore. Sono gli atti. Perciò Dio fa questo per noi e ha inviato suo Figlio. E come frutto di questo, noi possiamo vedere le conseguenze di tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E può succedere negli altri. Perciò quando noi vediamo le necessità degli altri, io devo vedere che le necessità degli altri sono sopra le mie necessità. E è di là che io devo agire. E quarto e ultimo, l'amore è opportuno e preoccupato. Perciò che Cristo è morto al suo tempo per noi. L'amore è una dimostrazione nel tempo opportuno, nel tempo giusto. Le azioni io devo stare molto attento di come agire. Come le parole hanno un momento giusto, le azioni hanno un momento giusto.
Perciò eu devo percepire quando é o momento giusto di entrare in questa storia. Cristo è venuto al tempo giusto. Noi possiamo andare, dobbiamo andare per agire e incoraggiare gli altri nel momento giusto, opportuno. Perciò questo senso di dimostrazione di preoccupazione, io entro nella vita delle altre persone nel momento giusto, attivo. Perciò con la visione giusta, senza giudicare. Perciò questo amore di Dio che è attivo e visibile, è intenzionale e specifico, è sacrificiale e la persona non merita, è nel momento opportuno e na dimostrazione di preoccupazione con quella persona. È in questo modo che dobbiamo imparare. Perciò sono i punti importanti semplici della nostra vita. E sicuramente la maggioranza tu sai. Ma che noi possiamo imparare a incoraggiare negli altri. Io vorrei finire questo studio con Galati 6:1. Fratelli, se tu vieni sorpreso in colpa, voi che siete se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo com spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Galati 6:1. Così quando io vedo una persona che è sbagliato, io devo andare là per aiutare a crescere. Se la persona non vuole, è un problema suo, ma incoraggiare gli altri è di qua, senza giudicare. La famiglia di Dio non è una famiglia di giudici, è una famiglia di fratelli, incoraggiando uni agli altri. Se noi siamo giudici, non siamo una famiglia. La Chiesa non è tribunale, la Chiesa è una famiglia che dobbiamo incoraggiare negli altri. Amen? Un studio semplice, ma molto prezioso per una famiglia che Dio sogna e che noi sogniamo, che non è una fantasia, è la realtà. Preghiamo? Nosso Padre, ti ringrazio per questi insegnamenti. Sono semplici, le parole sono di atteggiamenti, comportamento, per trasformare le persone. E guidaci, oh Padre, a essere veramente delle persone attive per incoraggiare gli altri. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Grande abraço.